Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati in nuova puntata con Buongiorno 31, giovedì 26 febbraio, puntata 105, puntata più che interessante. Avremo alle 10:15 il direttore di ParmaLive, Simone Lorini, dove andremo un po' a parlare di quello che è lo status del Parma, che arriva, ricordiamo, da 3 vittorie consecutive, e poi 10:35, 10:40 avremo Daniele Dessena, uno dei tanti capitani del Cagliari, 7 anni in stagione, 7 stagioni al Cagliari, insomma un giocatore che tutti conosciamo, non ha sicuramente bisogno di presentazioni. Sulla domanda sarò da solo o meno, vediamo, sono in viaggio Roberto e Francesco e quindi vediamo un attimino se riusciranno a collegarsi. Andremo un po' a parlare quindi di Parma, andremo a parlare di Cagliari antico, di Cagliari nuovo, di quello che sarà un po' queste ultime 12 giornate, ma vedo che siete già in tanti, quindi come sempre fatemi compagnia. Allora, ciao Antonio, ben trovato, buongiorno a Luca e Francesco, buongiorno Massimo, ben trovato, forse sì, forse no, vediamo. Fede, buongiorno ragazzi, domani prendo l'Harley e mi sparo 600 km per venire a Parma, chi trova allo stadio troverai Francesco e Roberto, bello, speriamo che il tempo tenga, grande Fede, mitico. Faccio, ben trovato, grazie mille Faccio. Buongiorno Claudio, ben trovato, buongiorno Ale, gloria eterna a Daniele Dessena, assolutamente, tra l'altro ragazzi, fantastico, ha fatto di tutto per essere presente oggi alla live perché gli fa piacerissimo, quindi ci faremo una bella chiacchierata. Buongiorno Dani, ben trovata, buongiorno Marcello, grazie, ciao Ross, io saluto e vado a lavoro, ascolterò in differita come sempre. Buon lavoro allora Ross, assolutamente carichissimi. Ciao Marco, ben trovato, ma per tornare Fantacalcio con i abbonati cosa dobbiamo fare? Farlo tutto io, voi semplicemente vi troverete all'interno del nuovo torneo, che saranno 10 giornate perché la chiudiamo giornate prima proprio per evitare farlocate, turnover, insomma situazioni del genere. Chiaramente l'invito, ragazzi, se volete fare 10 giornate di torneo contro la redazione di 131, basta abbonarsi, cliccate sul tasto abbonamento, vi inseriremo all'interno del canale Telegram, vi inseriremo all'interno del torneo che inizierà questa giornata e insomma ci andiamo un po' a divertire. Modalità match punti, quindi non ci saranno scontri diretti in modo che non ci sono problemi con calendario, queste cose, insomma giusto per divertirci queste ultime giornate e un po' andare e sarà anche chiaramente teatro di Fanta 131 dove andremo ad analizzare giornata dopo giornata quali sono le migliori squadre. Ciao Tore, ben trovato, buongiorno Rita, ben trovata anche a te. Ciao Ale, speriamo sia il momento del Barassin. Vediamo, oggi può essere anche questa una domanda che potrei fare a Pisacane. Ricordiamo, ci sarà la conferenza stampa oggi 12:45 post allenamento, quindi vediamo un po' quale sarà anche lo stato dell'arte del Cagliari. Foloruncio recupera, chiaramente non avrà minutaggio, manca da dicembre, quindi ci sarà magari un ingresso a gara in corso, però è sicuramente un'ottima notizia. Buongiorno Pietro, vabbè capiterà, vedrai che
che sia Francesco che Roberto andranno a portare avanti la bandiera del 131, assolutamente. Benvenuto Marco, buongiorno Vilancizio. Forse, vediamo, magari mi fanno la sorpresa. Tutti contro 131, assolutamente. Vediamo chi la vince questo torneo. Corrado, fai un riassunto sui tempi di recupero degli infortunati. Allora, De Iola è in personalizzato, quindi forse la prossima settimana potrebbe tornare a disposizione. Gaetano, vediamo oggi cosa ci dirà Pisacane anche sui tempi di recupero, però Gaetano, De Iola e Mazzitelli tra la sfida contro il Como e la sfida contro il Pisa dovrebbero ritornare disponibili. Il condizionale è d'obbligo, ovviamente. Obert al 100%? Direi di sì, che non si può mettere in dubbio un giocatore come Obert, anche perché il Cagliari potrebbe, tutto condizionale, potrebbe giocare col 4-4-2, quindi il modulo che ha utilizzato dopo l'uscita di Mazzitelli nella sfida contro la Lazio, quindi a sinistra dovrebbe giocare Obert come terzino sinistro e Idrissi un po' più avanti, mentre dall'altra parte vediamo un po', c'è il discorso Zappa, Ze Pedro, Rodriguez, vediamo un po' chi giocherà sulla fascia destra, se Ze Pedro giocherà centrale, a quel punto Zappa a destra, oppure se Ze Pedro a destra, sicuramente la certezza è palestra alta a destra. Pensi che lo stato di salute dei giocatori, se ci sarà spazio per l'Iteta? Sì, sicuramente ci saranno le domande sugli infortunati, ma sull'Iteta poi comunque Pisacane l'ha detto più volte, evidentemente non lo vede ancora pronto, però magari questa settimana si è allenato bene, poi può giocare anche dal primo minuto, quindi vediamo un po' quale sarà appunto la situazione. E Alessandro dice: quante possibilità ci sono di rivedere Barella con la maglia del Cagliari secondo te? Dice a fine carriera? Può essere, però sensazioni non sono nemmeno se il prossimo anno Barella rimarrà all'Inter, per dire, magari arriva una mega offerta, magari vuol fare un'esperienza all'estero, però magari a fine carriera potrebbe anche ritornare, questo assolutamente. Dove siamo arrivati? Carlo, ciao, mettiamo Esposito a centrocampo, questa la vedo decisamente più difficile, anche perché serve anche davanti un supporto a Kilixoi. Gabriele, finalmente Foloruscio, non vedo di rivederlo. Vediamo un po' le condizioni di Foloruscio, anche qui bisognerà stare un attimino cauti, viste anche le situazioni che sono successe con Mazzitelli, De Iola, insomma, non bisogna avere fretta. Ok, da questo punto di vista sicuramente non bisogna avere fretta, perché Folorunso rientra da un brutto infortunio, quindi ci sarà modo e tempo per vederlo via via aumentare come minutaggio, per poi magari diventare di nuovo titolare. Su Borrelli potrebbe rientrare metà marzo se non sbaglio. Allora aspetta un po', vedo su tutto Fantacalcio quali erano più o meno i tempi, perché a memoria non me lo ricordo, ti dico la verità. In dubbio però sì, anche lui dovrebbe ritornare tra la sfida col Como e Pisa, perché lui ha avuto una distrazione ai flessori della coscia sinistra, quindi diciamo anche lui è sicuramente in fase di rientro. Nicola, a me un 4-4-2 con la difesa non ermetica del Parma non dispiacerebbe. Tra l'altro il Parma è una squadra che segna poco, 19 gol, però ha 32 punti. E in difesa sì, qualche errorino lo fa. Vediamo un po' anche perché sono dei ballottaggi cercati dalla squalifica, però Troilo è stato, diciamo, il bomber della sfida contro il Milan, quindi quello sarà il ballottaggio in difesa, ma poi lo chiederemo a breve a Simone Lorini. Poi buongiorno Tracada, ben trovato. Buongiorno Sassarese Medio, ben trovato. Personalizzato per Dio vuol dire che salta Parma al 100%? Penso di sì, però vediamo un po' qual è la situazione. Magari recupera, magari oggi riesce a essere parzialmente in gruppo, però anche lì bisogna stare molto cauti. Ricordiamo che era in panchina nella sfida contro il Verona, non è entrato, però poi ha avuto comunque di nuovo la problematica, quindi anche qui bisogna stare sempre molto attenti. Meglio non aver fretta, meglio stare un'altra settimana in apnea per poi averlo sicuramente a disposizione piuttosto che rischiarlo. Questo mi viene da dirlo, anche perché insomma le situazioni che ci sono state in queste settimane è doveroso comunque stare molto attenti, anche perché sono partite importantissime
ed è importante anche avere questi giocatori al 100%, anche per avere un po' di rotazione. Poi. Agno dice, secondo voi non c'è troppo silenzio per la società su infortuni e tempi di recupero, sembra non se ne voglia parlare. No, vabbè, ma Pisacane ne sta parlando ogni settimana, anche perché purtroppo sono quelli la tipologia di infortuni, nel senso che probabilmente ci sono stati delle gestioni dei carichi non al 100%, questo non lo sappiamo perché comunque non assistiamo agli allenamenti, però se vi do questo dato, in Serie A quest'anno c'è stato il 35% di infortuni in più. Si gioca tanto, c'è poca distanza, per dire il Cagliari ha giocato il lunedì la sfida contro il Lecce e poi con la Lazio di sabato, quindi magari c'è anche poco tempo per allenarsi. Purtroppo quel calcio moderno c'è poco da fare, è ovvio che è una problematica, perché comunque gli infortuni non è uno, un conto sono gli infortuni traumatici, un conto sono gli infortuni muscolari, però è nella norma, tutte le squadre hanno questa problematica. Allora, Luca dice, Belotti riuscirà a giocare qualche partita? Speriamo. Da quel che so, comunque sta procedendo il suo recupero, però dare adesso dei tempi è impossibile. Forse aprile, forse per le ultime 5 partite, forse, ma non ho notizie in merito, quindi vediamo. Bisognerà anche capire come starà il giocatore, quale sarà la situazione del Cagliari, insomma non è il caso comunque di rischiare, il giocatore deve essere recuperato al 100%. Allora Andrea dice, ciao Luca, una cosa, guardando solo gli infortuni muscolari in Serie A di quest'anno la gran parte risulta colpire calciatori nati prima del 2002. Questa è una statistica che non sapevo. Beh, chiaramente più il giocatore è avanti con l'età, più è propenso agli infortuni, e poi bisogna anche capire la cartella medica del calciatore, perché ci sono dei calciatori, ahimè, più propensi all'infortunio e ci sono calciatori meno propensi all'infortunio. Buongiorno Pier Giorgio, ben trovato. Allora, abbiamo Simone, e allora lo facciamo entrare. Eccoci qua, ciao Simo, ben trovato. Ciao, ben ritrovati. Come stai? Tutto bene. Voi? Tutto bene. Simo, direttore di ParmaLive. Ti chiedo subito, Simo, insomma, il Parma arriva da 3 vittorie consecutive, 32 punti. Il primo dato, ne sto parlando da un paio di giorni, sono i numeri dei gol segnati. Il Parma ha segnato quanto il Verona, però ha 32 punti mentre il Verona ne ha 15. Qual è la ricetta di questa situazione, Simo? È la colonnina successiva, quella dei gol subiti. Ok. È molto semplice. Ne ha subiti uno nelle ultime 3 partite, come dicevi te, tre vittorie consecutive, e quindi questo fa tutta la differenza del mondo. È chiaro che la vittoria per 1-0 non è esattamente il sogno dei tifosi, però i No, sono tre sempre punti 3 punti, vengono assegnati lo esatto. stesso, esattamente. Tra l'altro il Parma che aveva già vinto a suo tempo, aveva già rovinato l'imbattibilità al Milan con quella gran punizione di Faustino Aspriglia. Io mi ricorderò sempre quella Ah sì, quella punizione. di... Sì, sì, certo, il Milan di Capello, sì, 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 Esatto, esatto, sì, sì. imbattibilità con Rossi in porta, insomma, era un altro Mm, Parma quello, possiamo dirlo, senza sì, offendere anche un altro l'attuale. Milan. E anche un altro Milan, è vero. E anche un Sì, altro sì. calcio, possiamo dire anche questo. Un altro calcio italiano purtroppo per noi. Assolutamente. Ti chiedo qual è stato l'impatto di questa? È stata una... Sia Cagliari che Parma, diciamo che quest'anno hanno osato dal punto di vista tecnico, però questa forse era ancora più una scommessa. Beh, oddio, non so se sinceramente era più una scommessa di Pisacane, comunque venendo da tre Nel anni senso da che non amici di conosceva Arteta. l'ambiente da questo punto di vista. Pisacane comunque tra Sì, calciatore e sì, sì, allenatore sì, delle sì. giovanili conosceva sicuramente l'ambiente. Questa si è trovata in un campionato completamente nuovo, anche se un po' conosceva, però ecco la Serie A non è così semplice, ecco, No, forse no, troppa certo, tattica. certo. Qual è È stato vero, lui l'impatto? è stato vice di Arteta a lungo e quindi si è potuto confrontare comunque col calcio di altissimo livello, direi. E la Serie A non la conosceva, ma conosceva bene l'Italia, avendo lavorato alla Juve. Si è approcciato in modo molto concreto, tanta difesa, pochi fronzoli, una squadra che pensa sicuramente prima a non prenderle. E diciamo che il suo stile
comunicativo è andato un pochino peggiorando durante le settimane, è diventato sempre più ermetico. Si è abituato al campionato italiano. Esatto. Sì, noi eravamo, diciamo, rimasti piacevolmente stupiti dalla dialettica di Christian Chivu, che infatti adesso ha meritato, diciamo, di allenare panchine ben più prestigiose, però con questa all'inizio sembrava, diciamo, si andasse un po' in quella linea di continuità, poi è diventato sempre più ermetico, però d'altronde contano i risultati del campo, in questo momento sono difficilmente contestabili quelli dell'allenatore spagnolo, che appunto con queste 3 vittorie consecutive si è messo in una posizione di classifica, diciamo, molto molto comoda per l'obiettivo che è quello del Parma, cioè di una salvezza relativamente tranquilla. Sul discorso della formazione rientrerà Circati. Troll è Sì. stato il match winner della sfida di San Siro e questo è il ballottaggio che c'è in difesa. Circati Troll, oppure In secondo te difesa ritornerà sì. Circati? Allora, non lo so, perché la continuità è sempre stato un punto su cui questa ha battuto forte in queste settimane. Troilo, peraltro, oltre al gol, ha fatto una partita molto positiva con Vero. il Milan. È un giocatore che secondo me avrebbe bisogno di una certa continuità, cioè di almeno una decina di partite da titolare, mentre tra infortuni pochi, però più che altro espulsioni, che ne ha già Esatto. collezionate 2, ha Vero. avuto poca continuità. Poi c'è questo discorso della difesa a 3 che lui sicuramente gradisce di più dello schieramento a 4. Sicuramente domani Parma si schiererà con la difesa a 3, però non so se la coesistenza Circati-Troglio sia fattibile. Questa ci ha provato in 2 o 3 occasioni, però diciamo che la tecnica di base di Circati non gli consente di fare un braccetto abbastanza buono, abbastanza affidabile, quindi mi aspetto più un Del Prato lì sulla destra e Circati lo saranno eventualmente il cambio. Se dovessi proprio scommettere un euro lo metterei su Circati. Ok, quindi controllo che a quel punto si accomoderebbe in panchina. Anche Esatto, perché Del Prato dove lo metti sta. È un giocatore che a me piace esatto. tantissimo, un mio fedelissimo al fantacalcio, perché comunque è un Sì. giocatore che insomma fa anche qualche gol, poi il capitano ci mancherebbe. Ne approfitto anche con una domanda di un nostro utente, Alessandro, che dice: il Parma ha trovato un ottimo portiere a parer mio. Corvi meglio di Suzuki. Suzuki sta rientrando praticamente. Come Sì, sarà la Suzuki. situazione? Secondo No, la ovvio che situazione è facilissima. Suzuki rientra e fa il titolare perché ha un mondiale a cui non può ok. assolutamente mancare. E poi a giugno io penso che inizieranno le trattative per la sua cessione, perché è un giocatore comunque in quella traiettoria lì, ha tanta stima soprattutto all'estero, ma anche in Italia, non è che gli manchi la stima. Poi è un giocatore molto bravo a giocare coi piedi, molto preciso nei rilanci. Secondo me quest'anno Corvi ha giocato sicuramente meglio, però ci sono delle logiche di mercato che vanno un attimino rispettate, che comunque il Parma penso andrà proprio a rispettare, quindi ci sarà l'avvicendamento appena Suzuki sarà in condizione, sicuramente non in Non col questo Cagliari, weekend, certo, certo. non con il Cagliari, però magari già dalla domenica successiva o magari quella dopo ancora, io mi aspetto di vedere Suzuki in porta. Quindi comunque prima del prossimo turno di riposo, in vista della nazionale, Suzuki dovrebbe ritornare regolarmente dal primo minuto. Secondo me sì, anche perché comunque lui è un atleta perfetto, nel senso non è che ha bisogno di riprendere la condizione, si sta allenando Beh, in già effetti. da 20-25 giorni a Collecchio, quindi secondo me è proprio imminente il rientro tra i pali. Tra l'altro, magari se fosse stato un giocatore di movimento sarebbe rientrato prima. Il problema è che è un portiere, quindi ovviamente è questa la problematica. Ci sarà Sì, sicuramente un bel duello tra due attaccanti un po' diversi, ovvero da una parte Kilixoi e dall'altra parte Pellegrino, un giocatore che a me piace tantissimo, garra argentina, sì, e ha avuto un bell'impatto, ha fatto 7 gol, adesso vado a memoria, non ho controllato, mi pare che ha fatto 7 gol in 7 in campionato, campionato, sì. ok, è un giocatore che è forte, potenzialmente forte, però ogni tanto scompare, chiaramente è ancora giovane. Qual è la sensazione
di questo giocatore? No, Secondo te poteva far di più oppure è no, questo il no. giocatore? No, secondo me non può far di più perché il Parma tira in porta 2 o 3 volte a partita e quindi non è colpa sua, diciamo, se ogni Esatto. tanto scompare un po' dai radar, semplicemente che il Parma fa un gioco abbastanza, diciamo, difensivo concreto e pensa più che altro a arrivare al 75esimo sull'equilibrio e poi cercare di dare la zampata finale. Questo è stato un pochino il canovaccio delle gare del Parma fino a questo momento. Secondo me è un attaccante che ci starebbe benissimo in una grande squadra e farebbe il doppio dei gol. Per me, io sono certissimo che se andasse alla Roma finirebbe il campionato con 30 gol. Sì, poi con Gasperini, figurati, parliamo Esattamente, esattamente. di un allenatore che sicuramente potenzia gli attaccanti. È arrivato a gennaio un altro ex giocatore che aveva lasciato momentaneamente il campione di Serie A, che è Gabriel Strefezza, Sì, chiaramente titolare, perché possiamo dire che Ondrejka, ok, ritornato dall'infortunio, l'anno scorso aveva avuto un ottimo impatto, e Oristagno, tra l'altro ex Cagliari, per motivi diversi magari non hanno dato quella continuità che sicuramente Strefezza ha dato a questa. Può essere questa assolutamente, un modello. assolutamente. Poi c'è questo passaggio al 3-5-2 che sicuramente non facilita Oristani e Ondrejka, che sono più Infatti, prettamente delle ali. esatto. Poi Strefezza, onestamente, è un giocatore più forte in questo momento Sì. dello svedese e dell'italiano. Quindi, come dicevi te, hanno avuto anche dei problemi fisici, in particolare, tutte e due, per cui non sono riusciti a imporsi, diciamo, ai livelli che il Parma si aspettava quest'anno. Ondrejka è stato sfortunatissimo perché dopo i primi mesi dell'anno scorso è incappato in questo infortunio gravissimo in precampionato e quindi non è riuscito a dare quello appunto di cui il Parma aveva bisogno. C'è stato questo colpo invernale perché secondo me a livello di squadre che lottano per la salvezza o comunque per la parte destra della classifica non c'è stato un colpo pari a quello di Strefezza. Diciamo, Confermo. metto il Pisa da una parte perché ha speso veramente tantissimo. Togliendo il Pisa c'è stato comunque il movimento principale, è stato il ritorno di Strefezza e devo dire che sta assolutamente corrispondendo a tutte le aspettative che c'erano su di lui. Tra l'altro, da quando è arrivato Strefezza il Parma ha fatto solo vittorie. Infatti, esatto, volevo dirti Mm. proprio questo, questa Sì, il statistica, talismano, sì. il talismano. Tra l'altro, ecco, il Parma ha preso Nicolò Caviglia, che era stato, diciamo, uno nei rumors dicevano appunto che il Cagliari poteva essere interessato. È un giocatore che non sta trovando titolarità, sta trovando sicuramente minutaggio, però in quel centrocampo è difficile trovare spazio, anche perché quel Keita è clamoroso, veramente forte, Sì. forte, forte. Non lo conoscevo, ti dico la verità, che col calcio estero insomma non sono bravissimo, però ha avuto un ottimo impatto nel campionato italiano. Sì, sicuramente Keita e Bernabé sono, diciamo, le due certezze Bernabé del poi figurati. centrocampo. Mm. E poi c'è la terza maglia che se la giocano a girare. Sorensen di solito ha giocato parecchio anche Stevez. Nell'ultima partita c'è stata data fiducia a Ordonez e Nicolò Caviglia ha giocato 4 gare fa, 3 gare fa, insomma, contro la Juve, contro la sua Juve. Non ha impressionato però il Parma quella sera lì, è sceso in campo abbastanza molle, ha rimediato 4 gol. pappine abbastanza gustose e quindi secondo me me lo aspetto titolare. Io già per dire domani secondo me potrebbe essere una gara in cui potrebbe tornare titolare. È chiaro che ci vuole la partita giusta per far giocare Nicolò Caviglia, che è un giocatore di regia, Infatti. meno di corsa, ma sicuramente più di regia, è bravo nei calci piazzati. Me lo aspetto sicuramente titolare nelle prossime 4 gare in cui il Parma ha 4 scontri diretti, quindi sono sicuro che troverà più spazio e comunque subentrando ha già fatto 2 assist, quindi non Infatti, poco. esatto, 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 esatto. Ma lui può giocare quindi a quel punto con Bernabé e Keita? Quindi fare Sì, una sì, sì, con sorta la di Juve hanno giocato mezzala? così. Con la Ok, Juve hanno giocato così, Bernabé e Keita a mezzala e Nicolò Caviglia in cabina di in regia. regia. Mentre di solito gioca Keita mediano davanti alla difesa, cioè nelle ultime 3 Keita ha Infatti. fatto il mediano davanti alla difesa.
E tra l'altro anche Bernabé, diciamo, nel ritorno al 3-5-2 è stato un po' indietreggiato. A me piace vederlo lì dietro le punte come trequartista. Tra l'altro io Bernabé me lo ricordo dalla Serie B, io ero innamorato di due giocatori del Parma, che era Bernabé e Benedizak. Altro giocatore che purtroppo tanti infortuni, insomma, hanno un po' limitato il suo percorso, però anche secondo me lui è un giocatore interessante. Bernabé, non lo dico, non lo scopro certo io, sta trovando quella maturità, quella continuità e anche quei gol che comunque sai, magari quello che veniva un po' contestato in Serie A, perché in Serie B comunque si vedeva che faceva la differenza, era un po' dal punto di vista realizzativo. È un giocatore che sta migliorando sempre di più. Possiamo dire che forse è il giocatore più tecnico di questo Parma, Bernabé. Ah, nettamente, sì, 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 non c'è. Oddio, se la gioca adesso con Strefezza, però sì, Infatti, diciamo, prima dell'arrivo di Strefezza era nettamente il faro tecnico della squadra, anche perché Ondrejka e Ristagno sono più giocatori di velocità, per quanto Ristagno non sia un giocatore tecnicamente scarso, assolutamente, certo. però sì, Bernabé è il giocatore che, diciamo dovrebbe essere un pochino il faro della manovra, il faro tecnico sicuramente della squadra. Ti chiedo un po' che Cagliari ti aspetti, che partita ti aspetti domani, perché il Cagliari comunque arrivava da 3 vittorie consecutive, poi comunque il crollo nella sfida contro la Roma e lì ci poteva anche stare. Il vero crollo è stato in casa contro il Lecce, una partita Mm. bruttissima, pareggio con la Lazio. È ovvio che domani il Cagliari arriva a Parma un po' coi cerotti, perché comunque ci sono tante assenze. Che Mm. tipo di partita ti aspetti domani, Simo? Beh, secondo me le assenze comunque sono pesate tanto, no, Ah, sì. nelle ultime gare. Io col Cagliari francamente faccio un po' fatica a fare pronostici o a aspettarmi chissà che, perché di solito vengono fuori sempre partite pazze, specie a Cagliari. Esatto. Non sono Esatto. mai partite banali No, Cagliari-Parma. no, e spesso e volentieri il Parma finisce per prenderle, però anche per gol che magari non ti aspetteresti mai come il gol di Alberto Cerri, ma lasciamo perdere. Beh, anche i 2 gol di Ehm, destro di Luvumbo in Serie B nel playoff, per dire. ecco, sì, ecco, sì, però quelli magari me li aspetto un po' di più. Gol di Cherry al 95esimo, magari un po' meno. Vero. Anche all'andata è stata una partita brutta da parte del Parma, forse una delle peggiori dell'era questa. Io, francamente, guardando la classifica domani, non posso aspettarmi niente di più che una gara abbastanza guardinga. Un pareggino Un sinceramente pareggino. farebbe comodo. Adesso non voglio, però insomma farebbe comodo entrambe. È chiaro, il tifoso del Parma in casa sognerebbe la quarta vittoria di fila, che farebbe tra l'altro un bel record anche per questa, però insomma. Stiamo a vedere, adesso il Parma ha 32 punti, penso che possa giocare più o meno sereno, Beh, cercando chiaramente sì. di raggranellare gli ultimi punticini per mettere al sicuro la salvezza, però diciamo tra due squadre da 32 e 29 punti mi aspetto comunque una gara abbastanza godibile, difficile vederlo con il Parma di questa, però la speranza è ultima a morire. Ti chiedo sul discorso tu hai detto 32 punti il Parma, secondo te quale può essere la quota salvezza? Visto che comunque ci sono 2 squadre, Fiorentina e Torino, che probabilmente sono lì meritatamente, intendiamo, cioè per il campionato che hanno fatto ci mancherebbe, però nessuno si aspettava di vedere là dietro 2 squadre come Fiorentina e Torino. Secondo te si è un po' alzato la quota salvezza rispetto alle scorse stagioni? Ma secondo me sì, perché Lecce e Fiorentina stanno facendo punti e Eh non sì. conta tanto il discorso Pisa-Hellas che sono lì ferme al penultimo e all'ultimo posto, conta il discorso del terzultimo posto e sì, secondo me con l'anno scorso cos'era? 33, 34, non ricordo Sì, neanche. 34, 34. Il Parma ha chiuso 36 e 34 secondo me quest'anno non so se bastano. Vedremo. Secondo me non è un discorso che riguarda il Parma e il Cagliari, però è chiaro, se poi metti in fila 3-4 sconfitte di fila mentre gli altri comunque si avvicinano o addirittura ti superano, poi il discorso che un pochino ha riguardato il Torino e poi diventa difficile perché sei costretto a vincere, se non vinci le partite sono sempre di meno.
Ok, in chiusura, visto che sono già le 10:30, quindi ti lascio andare al lavoro. Ballottaggio abbiamo detto in difesa, centrocampo idem sul discorso Sì, Nicolò Icardi, Ripollussi, Ordonez, Sorensen, Sorensen. sì, sì. Davanti sicuramente Davanti Pellegrino no. Strefezza, vero? Sì, 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 sono abbastanza sereno e tranquillo, anche perché, ripeto, Strefezza ha meno di problemi fisici, ecco, si è dimostrato un giocatore imprescindibile, Pellegrino che te lo dico a fare, e poi ci sono i due esterni, Valeri e Bricchi, che tra l'altro con il Milan sono stati tra i migliori in campo, quindi non mi aspetto modifiche lì sicuramente. Posso dire che forse da Valeri ci si aspettava qualche assist in Sì, più? sì, anche lui ha avuto questo problema fisico. Ad inizio stagione è stato fuori un mesetto e Eh mezzo sì, e poi ha faticato terribilmente a tornare quello solito perché l'anno scorso, adesso non ricordo il numero preciso, ma sicuramente più di 5 assist li ha fatti e sì. stupiva soprattutto il suo feeling con Pellegrino proprio. Diversi gol di Pellegrino sono arrivati proprio su cross da sinistra di Valeri. Quest'anno ha faticato molto, però contro il Milan è tornato all'assist appunto con un cross Beh, da un corner. angolo clamoroso, Esatto. ha girato veramente bene, Sì, ma lì è sì, 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 studiata sì, comunque, c'è esatto. stato il blocco tra virgolette con Magnan, quindi insomma si vedeva che era assolutamente studiato. Nel frattempo ti saluta Giampaolo Gaias, grande Simone numero uno, Ciao, 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 ciao. e in chiusura, ecco, Valeri che dalla sua parte avrà palestra, quindi sarà sicuramente un bel Sì, duello, sì, sì. quindi Anche se Palestra ormai non fa la mezza punta, quindi forse è più sì, un diciamo che discorso. da quella parte si troveranno, vediamo un po' chi Mm. sarà più freccia dei due, ecco. Chi lo tocca, sì. Va Assolutamente. bene, va bene, va bene. Stiamo a Simo, vedere di Palestra, chiaramente è un gran bel giocatore, non c'è bisogno di sottolinearlo. Kilshoy però è la mia scommessa all'inizio stagione e sono contento di averla azzeccato. eh sì, lui è gran giocatore, grande tecnica soprattutto, è difficile Mm. trovare una punta centrale che abbia questa tecnica. Vediamo domani se riuscirà anche magari a ritornare al bonus, che non fa mai gol banali Kilixoy, eh. Quindi fa Mm. sempre destro, sinistro, mezza rovesciata di testa, insomma, è un bel giocatore. Speriamo che sia comunque dal punto di vista del Cagliari sicuramente in forma per poter fare la differenza. Simo, grazie mille, grazie davvero. Grazie a So che ti voi, alla vedrai con prossima. Francesca e Roberto domani sera. Buona partita e ci sentiamo prossimamente. Buon lavoro. Ciao, Ciao ciao, ciao, Simo. ciao, ciao, Ciao ciao. ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. E ringraziamo tanto Simone Lorini. Ma facciamo subito lo switch. Appena mi danno conferma, ce l'abbiamo direttamente perché si è collegato un po' prima. Aspetto il tuo ok. Dimmi tu. A posto? Ok. Facciamo entrare. Eccoci qua. Ciao Dani, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Mi Grandissimo. sentite? Mi sentite? Benissimo, benissimo Dani. Perfetto, Come perfetto. stai? Tutto bene, dai, tutto bene. Mm, non mi lamento, dai. Ci sta, ci sta. Stiamo parlando adesso con Simone Lorini, inviato di ParmaLive. Parma che non è casuale, insomma, Parma la tua città, Parma il tuo primo gol con la maglia del Cagliari, insomma. Che partita ti aspetti domani, Dani? E poi andiamo un po' a parlare di te, perché sicuramente ci saranno tante domande da parte dei nostri utenti che non vedevano l'ora di vederti in diretta. Ma allora, vabbè, Parma, vabbè, è dove sono nato, è la mia città, eternamente grato a Parma, eternamente grato a Gedeone Carmignani che ha creduto in Grande. me, che mi ha buttato dentro a uno spareggio in un Parma-Bologna, Bologna-Parma anche, e ci salvammo allo spareggio. Quindi eternamente grato a Parma e eternamente grato a Gedeone Carmignani, quello sicuramente. Poi dopo è chiaro che la carriera di un calciatore si amplia, no? E quindi ho avuto modo di stare 10 anni a Cagliari e reputare Cagliari casa mia, ma per l'affetto della gente, per quello che sono riuscito a dare, a dimostrare, ecco, ma tutto per merito delle persone, ecco. E sicuramente il gol Parma-Cagliari in Parma-Cagliari
Io non ho mai creduto non esultare, il gol di ex, quelle cose lì. Io mi definisco un ragazzo per bene, mi sono sempre comportato bene con tutti e penso che il gol sia una liberazione, indipendentemente a chi lo fai. Sono d'accordo, assolutamente. Ti salutano tanti, vedi, Claudio Desse, poi grande Desse, grande capitano. Un abbraccio grosso al nostro Danielone, ben ritrovato, saluti al capitano, mitico Dessena, ciao capitano. Insomma, ci sono già tanti, non ti dimentica nessuno, Dani, ma su questo non c'era assolutamente dubbio. Ti chiedo su Pisacani, insomma, tu l'hai avuto come compagno di squadra, ora è allenatore del Cagliari, ti aspettavi questo impatto da parte sua? Insomma, l'abbiamo visto anche nei mesi, sta prendendo sempre più possesso della Serie A, del ruolo di allenatore, anche conferenze stampa non banale, non si lamenta mai, si prende anche le sue responsabilità, insomma, è sul pezzo Fabio Pisacane. Allora, Fabio, vabbè, è stato un mio compagno di squadra, 1000 battaglie, abbiamo vinto dei campionati, perché comunque dalla Serie B alla Serie A l'abbiamo Esatto. vinto, nonostante il mio infortunio. È un ragazzo che io rispetto, perché è lo definisco un uomo vero, no? Perché le cose ce le siamo sempre dette in faccia, nel bene e nel male, perché poi Certo. all'interno di uno spogliatoio non solo le cose positive fanno crescere, ma anche le cose negative e affrontate nella giusta maniera. E io e Fabio penso che abbiamo sempre avuto questo tipo di rapporto e ne vado anche fiero e orgoglioso, come anche lui lo può dire tranquillamente. Lo chiamo Fabio, non mister, perché per adesso è così, ma insomma, per me Fabio è Fabio, ecco, questo non è una mancanza di rispetto nei suoi confronti, anzi, sta facendo un grande campionato, sta facendo molto bene. L'anno scorso sono andato a trovarlo quando era in primavera, ho trovato un ragazzo disponibilissimo, mi ha fatto, tra virgolette, anche lezione, no? Di quello del suo io calcistico. È un ragazzo che si sta mettendo in mostra, che ci sa stare, ma quello, insomma, Fabio è sempre stato uno abbastanza sveglio, no? In queste cose, nei rapporti, nel vivere il calcio, un professionista vero dal punto di vista sia come calciatore che come allenatore, perché ripeto, l'anno scorso sono andato a vedere qualche allenamento e quindi mi ha, tra virgolette, ospitato nella sua sala riunioni, ecco. E Fabio penso che si faccia voler bene e penso che quando una persona si faccia voler bene all'interno di uno spogliatoio è già a più, non a metà dell'opera, molto più avanti. Assolutamente. Tra l'altro, ecco, anche la scelta che ha fatto appunto la società. Nel frattempo, sì, sei frizzato come video perché ti sentiamo benissimo. Oh, ok, ora ti vediamo bene perché se era un attimino frizzato Sì, l'immagine, sì, sì, eri rimasto un po' bloccato. sì. Dicevo, la scelta quest'anno da parte della società è anche sul fatto di puntare sui giovani, di puntare sul vivaio e chi meglio di Fabio Pisacane, visto che lo scorso anno traguardo storico con la vittoria in Coppa Italia della squadra primavera. Come vedi un po' questo passaggio da parte del Cagliari, puntare sui giovani, puntare sul discorso sempre dell'identità, che quello mi pare il Certo. minimo, il fatto che comunque una squadra che rappresenta una regione, insomma, non è stato semplice, è anche una bella scommessa, perché comunque un campionato di Serie A è sempre più difficile, con squadre, mi viene a pensare Fiorentina e Torino, che nessuno avrebbe detto che quest'anno avrebbero lottato per la salvezza, una bella scommessa che però si sta rivelando assolutamente vincente. Dati alla mano, il Cagliari non è mai stato nelle ultime tre posizioni. Beh, è chiaro. Allora, sì, si può parlare di scommessa, ma penso che lì a Cagliari ci sono persone, a partire dal presidente, che saluto, che ringrazio, che è una delle persone che sarò eternamente grato, lui e la sua famiglia. Ci sono delle persone che insomma vedono il calcio, capiscono di calcio e se hanno fatto fare quel passaggio lì a Fabio,
vuol dire che era pronto, ma indipendentemente dai risultati. Adesso si sta parlando di un Cagliari che comunque, come dici tu, non è mai stato nelle ultime 3 posizioni, ma se fosse stato nelle ultime 3 posizioni, comunque ha avuto non il coraggio, comunque ha messo un allenatore preparato, fidatevi, preparato, ha messo un allenatore che sa cosa vuol dire giocare per il Cagliari, sa cosa vuol dire rappresentare i colori rossoblù e quindi sì, è una scommessa? Sì, però insomma, ripeto, ci sono delle persone veramente molto competenti. Rifaccio il nome di Giulini, del presidente, e faccio il nome di Angelozzi, del direttore, perché ho avuto modo io di lavorare con lui a Frosinone ed è una persona che anche lui ringrazio perché mi ha portato dalla primavera alla prima squadra ad allenare e non è scontato. E non è scontato. Certo. Quindi ci sono persone che capiscono di calcio, sanno di calcio, che mangiano calcio tutti i giorni e poi Fabio ci ha messo il suo e ci sta mettendo il suo e sono sicuro sono sicuro, io adesso la vivo da tifoso, che sarà un crescendo, dai. Assolutamente. Tra l'altro, Will Forest dice maglietta 206 del Sardinese Sardegna 5 maggio 2024, grande Daniele. E dice anche 206 gare con la maglia del Cagliari è davvero tanta roba. Sì, ragazzi, Sì, 206 gare e 12 gol soprattutto. Questo è il riferimento anche di Giulini e della famiglia Giulini, che a fine carriera mi ha chiamato e mi ha detto vieni a Cagliari perché ti devi prendere il giusto merito come fine carriera. E mi ha detto, intanto sei sicuro di smettere perché stai bene e tutto? E gli ho detto, guarda, sono sicuro. Allora benissimo, ti organizzo una cosa e per quello che io il presidente l'ho sempre ammirato quando ero giocatore, quando sono stato suo capitano e l'ho ammirato a fine carriera e lo continuo a ammirare, ma lui, ripeto, lui e la sua famiglia. Tra l'altro mi ricordo anche quella giornata, eri venuto anche in sala stampa visibilmente commosso, mi ricordo benissimo, mi ricordo ancora c'avevi tipo il giubbotto di pelle, un qualcosa del genere. Eri come un bambino che ritrova un po' il suo ambiente, perché comunque è ovvio che qua nessuno ti ha mai dimenticato, sappiamo benissimo quanto tu hai dato al Cagliari, quanto sei stato fiero di vestire la maglia del Cagliari e poi vabbè lo sai che comunque io penso che ogni volta che tu venga qua insomma la gente non ti dimentica, ti abbraccia e si ricorda. Sai cos'è che quel momento lì che ho passato, che ho vissuto, no? Lì, in quel momento lì ti rendi conto di quello che hai dato, no? Di quello che hai lasciato. Perché quando giochi è un continuo di vicende, di situazioni e non ti rendi conto, non vivi il momento, no? Non ti rendi conto di quello che stai facendo. Io ho sempre fatto le cose perché sono io, ho fatto così, senza pensarci. Parlavo con le persone, volevo bene alle persone, ma tutto mi veniva spontaneo. E non ti rendi conto di quello, della scia di cose che lasci, no? E in quel momento lì mi sono passati 10 anni e dico, cavolo, qualcosa ho lasciato. E quindi è una sensazione, è un'emozione che, ripeto, devo ringraziare il Cagliari Calcio come società perché è un'emozione fortissima, più di una Champions League, più di un mondiale per me che non ho mai fatto, ma quello è stato il raggiungimento di un sogno. Sì, assolutamente. Poi ricordo, dopo che tu comunque sei stato tanti anni, ritorni in un ambiente e vedi comunque l'affetto delle persone, lì ovviamente ti rendi conto di quello che effettivamente hai dato a Cagliari, Sì. alla società. Questa è sicuramente tanta roba, senza E alcun poi dubbio. nel bene e nel male, cioè nel senso, Beh, certo. perché lo sport è fatto di cose positive, di cose negative. Importante che tutto quello che fai lo fai per un unico scopo, che il mio scopo in quei 10 anni lì era far del bene al Cagliari. Quello era il mio unico scopo. A volte ci sono riuscito, a volte non ci sono riuscito, però fa parte dello sport.
Assolutamente, ma sono decisamente più le volte in cui hai fatto bene rispetto ad altre situazioni. Anche perché ricordiamo, ahimè, abbiamo detto appunto il discorso della Serie B, l'infortunio, ma poi quando l'anno dopo hai iniziato a giocare, io mi ricordo ancora quella partita quando l'ultima della Serie B entrasti in campo giusto per esultare, si vedeva che non eri in condizione, ma mi ricordo ancora che eri visibilmente commosso di poter vivere, insomma, quell'atmosfera, perché comunque era una promozione dove il Cagliari comunque aveva ampiamente vinto, primo in classifica, eri ritornato lì per sentire di nuovo l'odore del campo, ecco, diciamolo chiaramente, e sentire l'affetto della gente. L'anno dopo ritorni e fai la doppietta. Sì, sì, è stato... Allora, diciamo che io sono tornato, si era... il mister Rastelli mi ha messo dentro sul 3-0 contro la Salernitana. Sì, esatto. Io sì, sono tornato, ma giusto per non far vedere, però che io ci ho messo anima e cuore nonostante l'infortunio, no? Che ho cercato sia con la squadra, con i miei compagni, con la società, di, che dalle cose negative ci si rialza. Era un momento negativo il Cagliari in Serie B, ci siamo rialzati e abbiamo vinto il campionato. A livello personale era un mio momento negativo perché comunque frattura tibia e perone, Tosta. non sai come rientri, un dottore ti dice no, non giocherai più, quello ti dice sì, torni. Cioè comunque mille info ti arrivano, però non mi sono abbattuto e volevo essere lì e far vedere che ci si rialza. Come il Cagliari da squadra ha fatto quell'anno lì, perché abbiamo vinto il campionato. E quello è stato importante, secondo me è stata una tappa importante. E poi dopo, chiaramente il lavoro paga, perché comunque qualcosa ti torna. Io anche qua devo ringraziare Mister Ibba, che comunque ho fatto Mitico. un percorso eccezionale con lui. Ti ha rimesso a puntino. Mi ha rimesso a puntino e poi dopo feci quella doppietta, lo andai a abbracciare. Uno abbracciai lui e il secondo gol andai a abbracciare la nostra curva, ecco. E quindi, Assolutamente. e quindi era solo quello, il mio percorso è stato quello in quell'anno, ecco. Allora, ci sono varie domande, Dani. Allora, c'è questa di Luca che dice: vorrei chiedere a Daniele qual è stato il giocatore più forte con cui ha giocato a Cagliari, qual era il giocatore che poteva impressionare tutti anche in allenamento per tecnica e carisma. Qui deve far di nomi. Allora, secondo me, vabbè, c'è il Piniglia, che secondo me era un giocatore fenomenale, che ha avuto una carriera, un'ottima carriera, però al di sotto di quello che noi vedavamo in allenamento. E poi io sono cresciuto con Conti, Cossu, Capito? Due e nomi a non caso. posso, ecco, io Conti, Cossu non posso non citarli. Poi dopo ho avuto la fortuna di... Ma chi è Maurizio? No. No, sono Francesco e Roberto. Buongiorno a E tutti. ho avuto, Ciao ho ragazzi. avuto, ho avuto la fortuna di giocare con Barella, e, però Conti, Cossu per me sono stati degli esempi calcistici, ma Agostini, Pisano, esempi fe- fondamentali per la mia crescita, ecco. Assolutamente, sono stati tanti giocatori, in 10 anni ne ho visto Nainggolan, veramente tanti. adesso Capito? Via via ti vengono in mente tutti. sì. Assolutamente. Salutiamo Francesco e Roberto, bentrovati che sono in viaggio perché loro sono in direzione Buongiorno. Parma. Buongiorno a voi, come state? Tutto bene? Benissimo, benissimo. Siamo collegati adesso per salutare Daniele, non per te. Cioè, su questo Eh beh, lo penso so, che sia figurati. abbastanza evidente, insomma. Tra l'altro Allora, parlavo di Maurizio, cioè, sei uguale a Maurizio. Io ti volevo fare aspetta che non vi sentiamo bene. Dimmi un po', Roby. No, che volevo fare il video Maurizio che non diventi un vizio.
inizio con questa è la cosa che voglio fare adesso, la faremo poi sui social come finisce questa diretta. Guarda. alla grande. Avete una domanda per Daniele? Sì, no, innanzitutto No, vi sento, abbiamo perso. Sentiamo male. vi sentiamo Ok. male. Un attimo. Aspetta, A te sento benissimo, Fra. È Roby aspetta. che sentiamo male. Ehm, audio. Metti AirPods al posto di iPhone. Vai. Ok, ciao. No, Roby sentiamo sempre male. E allora mi faccio sentire così. Ecco, ecco, no, esatto, no, ora si sente benissimo. No, volevo chiedere a Dani, scusateci perché stiamo facendo il trasferimento da Monza a Como e poi a Parma, e volevo chiedere a Dani un po'. Sente malissimo. Perché si sente così male? Adesso perché forse sono dentro la galleria. Perché vedi Sì. che... Aspetta, che forse magari finisce questa galleria. Prova, Roby. Ti devi prendere un po' quello che viene. No, dicevo, volevo chiedere a Dani un po' il suo commento anche col Pisacane allenatore e quanto ci vede magari delle caratteristiche del giocatore in questa sua prima esperienza, no? Da tecnico tra i grandi. Ma ne parlavamo un po' prima, dai, adesso io poi sono uno che parla a ruota libera. Lasciati andare, Ma- vai. sì, no, no, Fabio è un ragazzo che insomma che è intuitivo, che capisce di calcio, capisce il giocatore, capisce anche soprattutto in questo mondo del calcio, è capire i momenti, no, del giocatore. Sicuramente è un ponte importante tra, come abbiamo detto prima, settore giovanile e prima squadra e tutti quei ragazzi che si allenano con la prima squadra. Eh, Trepi, per esempio, fece gol con la Cremonese, ma non è un caso, perché comunque è un ragazzo che conosce l'allenatore conosce il ragazzo e quindi questo rapporto di fiducia tra allenatore e giocatore è la base nel calcio. E poi con i più grandi, adesso io cito Pavoletti, cito De Iola, che sono stati compagni di squadra e questi giocatori qua daranno il massimo per Fabio e Fabio riuscirà a tirar fuori il massimo da loro e loro trasmetteranno questo massimo, lo trasmetteranno a tutta la squadra, ma questo è normale, è la vita, no? Che è così, quando tu ti fidi di una persona, a questa persona dai tutto e Fabio è importante per questi ragazzi e Fabio e questi ragazzi stanno dando tutto per questi ragazzi e per Fabio. Sì, sì, assolutamente. C'è un vero legame che si vede anche da fuori lo spogliatoio. No, salto un po' da tema a tema, anche perché poi magari lascio a Fra qualche domanda. Non so se ne avete già parlato, situazione Olbia, Dani, quanto ti Non ancora. dispiace? Ok, Vai, Dani, vai. quanto ti dispiace vedere comunque la squadra con così tante difficoltà, anche perché tu sei arrivato nel cercare di fare anche in un momento non semplicissimo, però nel dare una scossa, però poi una squadra che è retrocessa tra mille problematiche e quant'altro, sicuramente per il calcio sardo non averla più nel professionismo è un grande problema. Sì, allora mi dispiace tantissimo, cioè io volevo chiudere la carriera lì ad Olbia, pensavo che ci fosse qualcosa di importante, che in effetti c'è qualcosa di importante lì a Olbia, io ce lo vedevo, e poi dopo sono successe tante, cioè ci salviamo il primo anno, il secondo anno sono successe tante dinamiche a partire dalla società, eh, direttori sportivi e che purtroppo non hanno fatto il bene di Olbia. E quindi la società, la piazza ha accusato di questo, i giocatori hanno accusato di questo. E ho vissuto scene che m'hanno fatto capire che dovevo finire, dovevo battermi
finché, cioè, finché non finiva l'anno mi dovevo battere per certe persone. Poi dopo non era più calcio, dovevi combattere con pagamenti di stipendi, ma non a noi, ai magazzinieri, a lacrime di gente che lavorava per l'Olbia. ehm, e ripeto, forse l'ha detto anche Daniele Ragazzo in un'intervista, che si sono fermati, no? A un certo punto anche i Certo. giocatori, eh, perché dopo non è più calcio, no? Dopo non c'è più vittoria, pareggio, sconfitta. Dopo si parla di valori, si parla di magazzinieri che non riuscivano ad arrivare a fine mese, fisioterapisti, e quindi non siamo dopo tutti sullo stesso livello, no? E poi non è un problema solo di soldi, è un problema anche di promesse mai mantenute, e quindi è un problema anche verso la piazza, perché comunque, come dite voi, Olbia c'è Cagliari, Olbia e c'è la Torres, no? Li ho messi anche in ordine: Cagliari, Olbia, Torres. Eh, e quindi è un patrimonio, secondo me, per la Sardegna perso, ecco. E ti ripeto, finché certe persone lavorano lì, si fa fatica a uscirne, secondo me. E mi assumo anche la responsabilità di quello che dico, eh. Certo. Perché penso che, boh, adesso fino a un mese fa certe persone lavoravano ancora lì, ma finché lavoro basta scrivere su internet nome e cognome di certe persone e capisci com'è l'andazzo. Fra, E ci tengo a ringraziare il direttore Tatti, che mi ha portato ad Olbia, e Marino, che m'ha voluto fortemente a Olbia. Quello ci tengo, perché sono persone che mi hanno voluto bene e che hanno cercato di fare il bene dell'Olbia. Fra, non ti sentiamo? Non ti sentiamo. Prova a togliere l'auricolare. Adesso mi senti? Adesso benissimo. Dicevo, chiudiamo l'argomento Olbia. Non so se era stato già chiesto. Quanto sei stato vicino a tornare a Cagliari per la primavera quest'estate, la scorsa estate, Dani? Sì, siamo stati vicini. Siamo stati vicini, però vabbè, no, ho finito il corso UEFA. In quel periodo stavo finendo il corso UEFA. Attenzione, autovelox. Attenzione autovelox, andate piano. Sì, 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 tranquilli. E sicuramente siamo stati molto vicini, però voi mi conoscete e la gente mi conosce. Io ho dato una parola intanto a un allenatore, che io credo fortemente in lui tuttora, e, e la mia parola vale più di qualsiasi altra cosa. Nonostante che sia tifoso del Cagliari, che sarà, non lo so, un mio obiettivo tornare lì, perché è un mio obiettivo. Io e Giulini, il presidente, lo sa di questo, che è un mio obiettivo. Però la mia parola era, l'avevo data a Leandro, a Greco, ed è un mister, ed è una persona che mh, mi ha voluto come suo secondo, che mi ha fatto maturare, mi ha fatto migliorare. È una persona con cui lavoro bene, e quindi è andata così. Non era il momento, ecco. Non era il momento giusto, ecco. Chiaro, chiaro. Luca, cosa gli hai Perché poi chiesto? Così dopo, no? perché poi dopo il calcio è fatto di momenti, no? E Certo, quindi quello non era, non che non era, era un fatto che io avevo bisogno di fare più esperienza, e un fatto che io ormai avevo dato la mia parola. Ma ripeto, il presidente poi ma tuttora sa quello
quali sono i miei obiettivi, sa quello che voglio fare in futuro e io so quello che voglio, ecco. A oggi Certo, so quello che voglio. certo, E tutto certo. lo devo anche a Leandro, a Greco, perché comunque mi ha fatto appassionare di un lavoro che insomma non era contemplato, ecco, e ad oggi veder lavorare lui è stato per me fondamentale, ecco. Ecco, quando hai smesso pensavi di fare l'allenatore oppure avevi altre idee? Quando ho smesso, quando ho deciso di smettere, volevo fare l'allenatore perché io l'ultimo anno di Olbia, nonostante tutti i casini che ho raccontato un po' prima, ho Certo. avuto Leandro Greco come allenatore e, e per me è stato un mentore, no? È stato un andare al campo prima per vedere come appoggiavi i cinesini per terra, ecco, per dire Ecco. Certo. come si relazionava con i giocatori. E per me quello lì, vedendolo lavorare, ho capito che dovevo inseguire quella strada. Poi quella strada lì è tortuosa, no? Perché non è Certo. facile. Però è una cosa che mi appassiona, che penso anche durante la notte cosa inventare sul campo, perché poi il calcio ti porta anche quello, no? Adesso da allenatore, perché poi dopo vedi partite, vedi situazioni, li cerchi di trasferire poi sul campo e quella cosa lì ce l'ho. Ce l'ho. Chiaro, 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 assolutamente. E Luca ti ha già chiesto, immagino, un po' del centrocampo del Cagliari, cioè del fatto che No, stavamo parlando magari... delle sue annate a Cagliari, stavamo un po' ah, ricordando con le lacrimucce perché c'erano gli utenti che chiedevano di tutto, ovviamente, che sono impazziti quando è venuto Daniele in diretta. ma non è che ospitiamo gente a caso, no, insomma, Esatto, ricordiamolo, esatto, quindi, esatto. insomma. No, Dani, allora te la faccio io, poi passo magari anche di nuovo gli auricolari a Roberto. Da centrocampista, quindi torniamo un po' a quando giocavi e poi anche da allenatore adesso, quindi questa emergenza del centrocampo del Cagliari in questo momento che insomma solamente tre centrocampisti più Foloruncio adesso recuperato, Sì. come si affronta un periodo così complicato a livello di assenze e da giocatore, quindi magari ovviamente ipotizzando di essere un giocatore a disposizione, ecco, e non di quelli infortunati, e invece da allenatore, perché poi mi interessa anche questo passaggio. Ma diciamo che, vabbè, Fabio la sta gestendo benissimo, nel senso che rende importanti tutti i giocatori, perché non ho mai sentito lamentarsi, come abbiamo detto prima, delle assenze, non abbiamo sentito lamentarsi di nulla. E quindi questo vuol dire che l'allenatore ha piena fiducia nei giocatori. E non è banale, perché ci sono allenatori che comunque mi manca quello, mi manca quell'altro. Eh sì, la lamentela insomma è sempre dietro l'angolo, lo sappiamo. Invece Fabio sta gestendo la situazione in maniera esemplare, no? Eh, quindi eh, r- cioè, rende importanti tutti i giocatori che ha a disposizione, dal ragazzo che si allena della primavera a quello che insomma gioca 50 partite tutto l'anno. Ecco, questo è il discorso. Per quanto riguarda i giocatori, io penso, insomma, io sono stato lì dentro, ho vissuto tanti spogliatoi, ho vissuto quel tipo di spogliatoio e penso che io per i miei compagni avevo una fiducia, ma dal primo all'ultimo, avevo una fiducia folle, cioè per me i miei compagni, adesso si dice no, la mia famiglia, sì, era la mia famiglia. E io quindi i miei compagni ho fiducia dal primo all'ultimo. E quindi io non sentivo tanto, ero molto esigente verso i miei compagni di squadra, dal primo all'ultimo, e quando vedevo che mancava questa cosa qui dall'altra parte, mi avvelenavo. Ma perché io dai miei compagni fondamentalmente pretendevo tanto. E pretendo, ora da allenatore poi pretendo, dal primo all'ultimo.
Perché se sono lì, se sono a Cagliari in quel contesto lì, vuol dire che ci possono rimanere. Non sono frasi fatte, non sono frasi fatte. Come quando sento dire come fa a giocare in Serie A quello tizio e quell'altro. Cagliari è in Serie A, è un motivo c'è, perché Dessena ha giocato in Serie A e poi a 35 anni ha giocato in Serie C. Un motivo c'è, non è nulla, niente ti regala, nessuno ti regala niente. E quindi io da giocatore ero molto esigente e pretendevo. Certo. Ci sta. Vai Io Roby. volevo invece volevo chiedere a Dani anche in vista futuro prossimo, cioè sulla sfida col Parma, no? Una sfida delicata, tra l'altro tra due allenatori della Nouvelle Vague della Serie A, quindi due giovani, due chiamate forse anche a sorpresa, una più attesa, lato Cagliari, no? Dopo la vittoria della Coppa Italia con Pisacane, invece questa sicuramente un nome a sorpresa, che hanno un calcio differente, ma comunque alcuni punti in comune nel comunicarlo anche il loro calcio. È una partita delicata tra un Cagliari che con la Lazio si è ritrovato ma non è riuscito a fare bottino pieno, un Parma invece in fiducia. Che gara secondo te ci si deve aspettare e che approccio dovrà avere il Cagliari in una partita del genere? Ma allora, è una partita complicata contro il Parma, che è un avversario ostico. Il Parma, mi sono documentato, Grande Dani. non ha, Grande. è una squadra che segna poco, però fa gol importanti. 1-0, adesso l'ultima col Milan. Ed è molto brava a difendere quel tipo di risultato, perché l'allenatore lo trasmette, perché è una squadra che si deve salvare, che vabbè, oggi ha 3 punti in più rispetto al Cagliari. Il Cagliari, Parma penso che abbia fatto 19 gol, il Cagliari ne abbia fatti 29 19, di sì. gol. Come il 29. Verona. Parma e Verona hanno lo stesso numero di gol. Hanno diversi punti, Perfetto, ovviamente. perfetto, mi sono documentato bene. Grande. Il Cagliari ne ha fatti 29. Il Cagliari è quello che ammiro poi, che Fabio è stato bravo nel non stravolgere la sua idea, cioè nel senso che ha fatto qualche accorgimento in ogni partita. Vai a prendere la partita con la Juve? Sì, è stata una partita che l'ha messo lì e tutto così, però non ha mai stravolto la sua idea era quella, e poi dopo l'occasione, la cosa, comunque vittoria di prestigio. E io in questo Fabio lo ammiro. Fabio, ma come il Cagliari e come noi tifosi, io in primis, sappiamo che ad oggi il Cagliari ha Parma, Como e Pisa. C'è 3 partite dove la salvezza si può raggiungere. Io dico che bisogna affrontare queste partite con la massima serenità, e con un senso di responsabilità, sapendo che poi dopo non so quello che succede, perché quello non lo possiamo prevedere, però ha per le mani Fabio e ha messo dalla prima giornata di campionato ad oggi in campo delle squadre dove sanno perfettamente qual è l'obiettivo, come sta facendo anche il Parma. Quindi sarà una partita equilibratissima e forza Cagliari. Grande, grandissimo. Ottima chiusura, direi. Dani, io entro un po' sul discorso, ritorno un po' sul discorso allenatore, poi ti lasciamo andare perché Sì. sei più di mezz'ora con noi, ti ringraziamo ovviamente di questo. Come è cambiato il calcio rispetto a quando tu eri giocatore, ora che stai intraprendendo la carriera di allenatore? Perché c'è sempre stato il discorso moduli, i famosi campetti. Ora quando parliamo a un allenatore di modulo, insomma, ti guarda quasi obliquo. Come è cambiato il calcio e come sta cambiando? E quanto bisogna essere, bisogna studiare, quale può essere, appunto, ti chiedo anche quale può essere il tuo esempio di allenatore. Da chi hai preso qualcosa, hai preso un po', hai avuto diversi allenatori, hai preso un po' da qualcuno, certe situazioni da altri un po' meno, insomma, dici un po' qual è stata un po' la tua Allora, evoluzione. per quanto riguarda quello che penso io, che il calcio, vabbè, non c'è una regola. Ognuno
cioè non c'è una ricetta vincente, ognuno è libero di pensarla come vuole, Certo. e sparare pallonate, e giocare dal basso, come si dice adesso. eh, io penso che adesso anche questo palleggio, questa cosa qua, sia l'esasperazione. Il guardiolismo, tra virgolette, ed è Sì, partito sia dal un'esasperazione, tiki-taka. però sicuramente questa cosa qua del palleggio, far sentire la squadra consapevole di riuscire, di fare, di fare azioni manovrate per arrivare a fare azioni importanti, sicuramente a livello mentale per un giocatore aiuta come autostima. Io ritornerei indietro un po', farei un passettino indietro al calcio che ho vissuto io, che ho fatto io, Certo, dove abbiamo vinto un mondiale con l'Italia, che c'erano campioni sì, ma che ci invidiavano il calcio, assolutamente. dalla difesa all'attacco, ecco. Quel calcio romantico, io lo chiamo un po' più Sì, ci romantico, sta. no? Che Certo. non era bello, casomai non era bello spumeggiante, ma era efficace. E tu mi farai la domanda, ma come faccio a trasmettere quella roba lì? Io ho avuto Allegri, parliamo di esempi, ho avuto Infatti, Allegri a esatto. Cagliari. Per me Allegri è il mio punto, è il mio punto di riferimento. Lui è il mio punto di riferimento. Ok. E, come rapporti, come relazioni, come spiegazioni di esercitazioni, di esercizi durante la settimana. Una squadra efficace, una squadra diretta, una squadra consapevole di ogni partita di poter vincere. E per me quello è il calcio. Poi l'ho fatto il nome prima perché è una persona che mi ha voluto con lui nel suo staff, che è Leandro Greco, che l'ho avuto Greco. ad Olbia. Poi dopo vinci, perdi, pareggi, questo è lo sport. Purtroppo noi allenatori, adesso mi ci metto anch'io, siamo giudicati Certo. per i risultati. Però è giusto avere un'idea di calcio manovrato, giocato, ma l'efficacia certe volte è- è più importante, ecco. E come si trasmette quello? Si trasmette con la comunicazione, con la relazione, con il sapere spiegare l'efficacia in campo dell'esercitazione, dell'esercizio, avere una finalità, ecco, un obiettivo finale. Ci sta assolutamente, anche perché comunque tu hai giocato negli anni più belli, possiamo dirlo, senza che nessuno si offenda, perché comunque la Serie A in quel periodo, come hai detto giustamente tu, aveva tanti campioni, aveva il gioco, era apprezzata a livello internazionale, la nazionale ha vinto anche il mondiale, quindi insomma era sicuramente un calcio diverso rispetto ad adesso, dove probabilmente posso dire, forse c'è anche troppa tattica, Dani. Sì, sì, troppa tattica, però ripeto, nel calcio che c'ero anch'io e tutto, cioè la tattica si faceva. Adesso la tattica è molto più in relazione all'avversario, no? Prima avevi un'identità tua e con quella non ti muovevi. Quell'identità lì non si schioda, cioè non ti schiodavi, non è che facevi, come ho detto prima, l'accorgimento perché la Juve o il Milan gioca in quel modo, cioè prima tu eri quello, punto. Poi Certo. sì, affrontavi l'Inter, ok, nell'Inter gioca Barella, Cialanoglu, così, queste sono le caratteristiche, però non ti smuovevi più di tanto da quello che, mh, che era il tuo io. Ed è quello che ho detto prima, no, di Pisacane, che lui non ha stravolto il suo io, perché ripeto, l'anno scorso sono andato a vederlo e Certo. mi ha spiegato la sua idea di calcio e, e ha fatto però qualche accorgimento. E io quell'accorgimento lì, per me, è quello step che ogni allenatore deve ricercare, perché non puoi sempre essere
piatto, no? Piatto, Devi esatto. avere quell'accorgimento che Fabio ha avuto, e ci tengo anche, adesso mi viene in mente che il secondo di Fabio è Morelli, che è un amico di famiglia, ci tengo a nominarlo, che è un Ok, amico di perfetto. famiglia perché anche lui è di Parma, e il preparatore Vice dei di portieri, Pioli anni e anni, appunto. bravissimo, che io ci ho avuto anche a Esatto. Parma. E Esatto. poi il preparatore dei portieri, e ci tengo anche lui a citarlo, che Luca è un Bucci. amico, che è Luca Bucci, che ci tengo a dire due parole su Luca, che Luca è stato fondamentale nel mio percorso di crescita da calciatore. Perché ce l'ho avuto a Parma, perché io ero un ragazzino, lui era il vecchietto, e mi ha trasmesso tanti valori che poi me li sono riportati nel calcio. Poi dopo nel calcio, come ho detto prima, ho girato, ho avuto l'immensa fortuna di condividere lo spogliatoio, come ho detto prima, con Conti, Agostini, Pisano, Lopez, Cossu, che mi hanno trasmesso altri valori, no? Di identità, dell'isola, di Cagliari, dei tifosi, che da altre parti non c'è, questa cosa qua. Però Luca ci tengo a nominarlo perché è stato fondamentale nel mio percorso. Allora, ti saluto nel frattempo Roberto e Francesco perché stanno entrando a coma e non prende il telefono e ti fa un'ultimissima domanda e poi ti lasciamo andare. Roberto mi dice, chiede se a lui da giocatore, ora allenatore, piace la mossa molto moderna di mettere un trequartista da play come fatto con Gaetano. Eccoli, ci sono, eccoli qua. No, non ho capito bene l'ultimo La, pezzo. la mossa di Gaetano spostato come play da trequartista, se ti è piaciuta come mossa. Beh, il discorso è semplice, no? A parte che poi io ho sentito, penso, un'intervista di Angelozzi che dice il nostro mister ha avuto una grandissima intuizione, spostare Gaetano a fare il play. E penso che, adesso io non lo so, penso che comunque il direttore sia una persona che mastica calcio da anni e anni, e Beh, tanta quella mossa, esperienza, penso che quella mossa lì sia stata azzeccata, ma lo fece Ancelotti con Pirlo, Esatto. insomma. Gaetano, tra l'altro, è un ragazzo che ho Beh, lo conosciuto stesso Cialanoglu che hai nominato tu, il Cialanoglu. nazionale trequartista. Adesso Quindi, Pirlo è l'emblema, no? sì. E quindi penso che sia un'intuizione giusta, corretta. E poi ti ripeto, io sono tifoso del Cagliari, e purtroppo il Cagliari io lo guardo con una mentalità da tifoso. E quindi non sto neanche troppo lì nel dettaglio, no? Se altre partite guardo cosa fanno, cosa preparano, cercano di preparare gli altri allenatori, il Cagliari lo guardo per il 90% più da tifoso. Assolutamente. Chiudiamo che il nostro utente ti dice, dopo queste parole, con tutti questi collegamenti con lo staff attuale, è abbastanza evidente che Daniele troverà con il presidente Pisacane il modo di entrare nello staff del Cagliari. E noi ovviamente, con tutto il rispetto di Leandro Greco, ci mancherebbe, perché capisco quanto sia importante la parola, però il sogno dei tifosi e anche della stampa che ti conosciamo da tanto tempo è quello di rivederti qua, insomma, con le vesti di allenatore, insomma, sai che sei a casa tua qua, c'è poco da girarci intorno. Vabbè, questo è che sia casa mia, ripeto, forse nessuno ci crederà, o forse sono parole, non lo so, per avere un tornaconto personale, ecco. Però io la reputo casa mia, e questo è quello che ho sempre detto, e quello che dico a tutta la gente che incontro, ecco. Quindi questo è il mio pensiero. Ad oggi, ripeto, io sono con Leandro, sono il suo secondo, sono molto felice. Mi ha aperto un mondo che mi piace, Certo, quindi lo devo solo che ringraziare, e basta. Quindi ad oggi Leandro è con me, ecco. Io sono con asso- Leandro, non è con me lui, io ok, sono con Leandro, perché io sono il assolutamente. suo secondo.
Dani, ti lascio andare, ti faccio un grosso in bocca al lupo per la tua carriera di allenatore, avremo modo comunque di sentirci e di riaverti qua magari in trasmissione anche per vedere un po' come sarà finito il campionato del Cagliari. Grazie davvero, te lo dico anche a nome personale perché sei stato disponibilissimo questi giorni per trovare il giusto aggancio per intervenire in trasmissione, so benissimo tutti gli impegni che hai, ringraziamo anche chi ti ha aiutato ovviamente e salutiamo tanto Brando ovviamente, quello Sì, sicuramente un grosso abbraccio e speriamo di vederci anche dal vivo nelle prossime settimane. Dani, quello sicuramente. ok, Grazie a voi e grazie davvero Dani, grazie davvero, Grazie mille. Ciao. buona giornata, ciao Buona Daniele, giornata. ciao. E insomma, ringraziamo tanto Daniele Dessena che è andato oltre quando doveva finire intorno alle 11, sono le 11:23, però ci sta, insomma, avete visto quanto Daniele Dessena ci tenga al Cagliari e poi magari ci sarà modo e tempo magari per ritrovarlo qui di allenatore magari delle giovanili. Raga, io adesso vi lascio perché sono le 11:23, devo prepararmi per andare alla conferenza di Fabio Pisacane che inizia alle 12:45, sarà sicuramente in diretta, però sul sito 131 troverete la diretta testuale curata da me medesimo. Grazie davvero per la compagnia anche che mi avete fatto in questi 2 giorni dove sono stato più o meno da solo, mi avete fatto tanta compagnia, spero che vi sia piaciuta. Chiaramente si sente la mancanza del mio compagno di viaggio e del direttore Francesco Aresu, però insomma abbiamo avuto 2 ex giocatori, abbiamo avuto comunque Simone Lorini che ci ha un po' detto della situazione del Parma, insomma noi dal punto di vista delle informazioni siamo pronti per questo Parma Cagliari. Ovviamente seguite sul sito 131 tutte le novità, conferenze, ci saranno anche delle perle, insomma, non vi voglio dire, però avete visto che Francesco e Roberto sono in giro nel nord Italia, non a caso, e quindi stanno sicuramente facendo un qualcosa per dare alla community di 131 ovviamente nuove punto, non voglio dire nient'altro. Ci vediamo stasera, dimenticavo, ci vediamo stasera più o meno 18:30 per Fanta 131, mi metto di nuovo la felpa da tutto Fantacalcio, andremo un po' a presentare la 27esima giornata che, ricordo, l'anticipo sarà domani Parma Cagliari alle ore 20:45, domani ci sarà ovviamente il pre-gara e il post-gara di Parma Cagliari. Grazie davvero, grazie Tracada, grazie Roby, grazie Teresa, grazie Pier Giorgio, grazie Massi, grazie mille Marco. Hai visto che questi giochi agli anni 70, yeah. Grandissimi, va bene ragazzi, grazie ancora. Con Buongiorno 131 ci vediamo lunedì dalle 10, inizierà una nuova settimana che ci porterà comunque alla sfida all'Unipol Domus contro il Como. Vediamo quando decideranno di far giocare questa partita, presumo che tra oggi e più domani probabilmente ci saranno un po', visto che sono finite, anzi domani, perché oggi ci sono ancora le partite di Bologna e Fiorentina, anche se comunque partono sicuramente da una situazione di vantaggio per stirare il calendario, e la speranza è che ci diano un po' più di partite dove si sa un po' l'orario per organizzarci al meglio. Grazie ancora, un abbraccio, buona serata, e per chi vuole stasera ricordiamo Fanta 131, chi si vuole abbonare e partecipare al torneo contro la redazione 131 è il benvenuto. Siete i benvenuti anche se non vi abbonate, ci mancherebbe, siete sempre i benvenuti, e grazie davvero per questi 2 giorni in cui mi avete fatto tante domande e tanta compagnia. Ok? Buona giornata a tutti ragazzi, ciao e sigla. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131.
di sport, storie da raccontare, fra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.